Francesco Ferrante è il presidente del Meno CE e devo anche dire insomma, che è particolarmente legato al Legambiente, insomma, è stato direttore del Legambiente nazionale per tanto tempo, quindi per noi è veramente un onore averlo qui. Grazie Giorgio. Io se posso vorrei spezzare il mio intervento in due parti, lasciando nella seconda il racconto che credo possa essere anche utile al ragionamento che abbiamo svolto fino adesso, della specificità di questa azienda che si chiama Menovat, perché come cercherò di spiegare ha una tecnologia, porta avanti una tecnologia che può essere utile, diciamo, nell'ambito delle cose che si sono dette fino adesso. Però prima di andare lì vorrei fare un passo indietro, diciamo, e guardare la vicenda territoriale, come si sta discutendo adesso, da un punto di vista più lontano. Questo non credo che, diciamo, si possa correre un rischio di teorizzare troppo, ma perché forse se ampliamo il ragionamento alla questione più generale, anzi troviamo più forza nel fare delle scelte a livello territoriale che possano essere, diciamo, insieme una risposta alle problematiche ambientali che ci possono essere, ma anche un'occasione di sviluppo territoriale, del territorio, le cose che ha detto la dottoressa a proposito delle azioni che il government in campo, ma tutte le altre, quelle di Musca, eccetera, possono trovare un contesto più ampio e più favorevole. Almeno io spero che sia così. Il punto di vista da cui voglio partire è il punto di vista pianeta. Il punto di vista che, diciamo, gli ambientalisti preme molto, ovviamente, gli ambientalisti, a tutti quanti noi, a tutti gli abitanti di questo pianeta, la questione dei cambiamenti climatici. Allora, i cambiamenti climatici, io vorrei che fosse chiaro da questo punto di vista, non sono una minaccia appunto per il pianeta. Il pianeta sopravvive tranquillamente a mutamenti climatici anche molto più ampi di quelli che stiamo vivendo adesso, ma sono invece una minaccia concretissima alla sopravvivenza della specie umana sul pianeta. Cioè quei cambiamenti a cui stiamo assistendo. Voi sapete che l'organismo scientifico dell'ONU, si chiama IPCC, in cui ci stanno gli scienziati di tutto il mondo, dice: guardate, non dobbiamo superare i 2 gradi, o meglio sarebbe rimanere sopra un aumento della temperatura di 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale, e ovviamente fa un discorso di media della temperatura sull'intero pianeta, non nel polesine, diciamo, tra una stata e l'altra, la temperatura media del pianeta. Non dobbiamo superare quella, ecco, diciamo, già ce ne siamo mangiato più della metà, perché le analisi che fanno, le ultime sono quelle della NASA, appunto su questa temperatura media globale del pianeta, ci dicono che rispetto all'era preindustriale siamo già arrivati a c'è un dibattito se 0,8, 0,9, ma insomma ce ne siamo già mangiati più della metà. Cioè dal momento in cui la rivoluzione industriale ha consentito attraverso l'utilizzo delle fonti fossili un aumento diffuso del benessere, perché questo è importante che ce lo ricordiamo. Non è che, diciamo, prima della rivoluzione industriale le popolazioni sulla terra stesse meglio. La rivoluzione industriale, l'utilizzo delle fonti fossili ha cresciuto di gran lunga il benessere, la lunghezza dell'età media, l'età delle aspettative di vita, no? Le cose, il progresso, come siamo abituati a definirlo, di questi anni, con ovviamente delle differenze, delle diseguaglianze, del modo diverso di aver, diciamo, approfittato, lasciami dire, di questo benessere tra parti del pianeta in maniera diversa. Ci sono state popolazioni, noi siamo tra quelli che ne hanno voluto di più, altre che non ne hanno voluto affatto. Il paradosso è
che quando adesso siamo arrivati al momento di click, per cui diciamo la quantità di anidride carbonica che abbiamo immesso in questi 200 anni bruciando fonti fossili ha determinato la concentrazione di anidride carbonica appunto nell'atmosfera che ha superato il limite di guardia. Oggi quei mutamenti climatici, che sono già una realtà per tutti, colpiscono più gravemente proprio quelle popolazioni che meno hanno goduto dell'aumento del benessere dovuto alla bruciare delle fonti fossili. È un paradosso anche, se volete, etico, che ci deve interrogare dal punto di vista etico, ma è così. Ma aggiungo che fino a qualche anno fa, non tantissimo tempo fa, la questione in qualche maniera noi potevamo dire vabbè, c'è questo problema, la desertificazione avanza nei paesi del sub-Sahara, quelli devono scappare, ci sono centinaia di migliaia di profughi all'anno per motivi ambientali, però alle nostre latitudini tutto sommato ancora ce la caviamo, abbiamo un margine di sicurezza. Non è più così, evidentemente. Anche alle nostre latitudini gli eventi meteorologici estremi si susseguono con una cadenza prima sconosciuta, e questo continuerà a essere peggio se non interveniamo. Allora, il punto è che di fronte a questo scenario che potrebbe sembrare, oddio, il solito ambientalista catastrofista che ci dice che moriamo tutti, a fronte di questo scenario preoccupante c'è l'opportunità, che non credo che sia la prima volta nella storia dell'umanità, ma perché anzi possono essere anche altre occasioni di questo genere, c'è un'opportunità grande, cioè l'innovazione tecnologica che quella stessa umanità che ha utilizzato le fonti fossili, le ha bruciate, ha aumentato le emissioni di carbonio e quant'altro, quella stessa grande collettività planetaria che è l'umanità che vede questo pianeta, è in grado oggi, grazie all'innovazione tecnologica, a mettere in campo tecniche, tecnologie che possano aiutare a conservare il benessere laddove l'abbiamo raggiunto di più e a espandere quel benessere laddove invece quel benessere non hanno conosciuto. Vi ricordo che c'è più di 1 miliardo di persone prive dei servizi energetici essenziali, che ignorano il gesto che imparano i nostri bambini a 2 anni, che spingono l'interruttore e si accende la lampadina, no? Più di 1 miliardo di persone questa cosa non la conosce. Beh, c'è l'innovazione tecnologica oggi in grado di fare sì che noi si possa conservare quel benessere ed estendere il benessere a popolazioni sempre più ampie, a parte della popolazione sempre più ampia di questo pianeta, senza utilizzare le fonti fossili, riducendone quindi in maniera anche molto più rapida di quanto si potesse pensare fino a poco tempo fa l'utilizzo, e traguardando un momento storico in cui noi possiamo fare a meno delle fonti fossili. Il 2050 è la metà del secolo che, diciamo, per i più giovani, fra noi è un punto di vista che fa parte della propria vita, non per tutti, non per chi vi parla, però diciamo per molti di quelli che abitano questo pianeta il 2050 è non è un'era geologica, è qualcosa che appartiene al proprio orizzonte di vita. Nel 2050, diciamo, quegli stessi scienziati dell'IPCC che ci dicono non bisogna aumentare la temperatura, prevedono che si arrivi al picco e inizia a scendere e si inizia addirittura ad assorbire l'anidride carbonica che in questi anni abbiamo immesso nella Terra. E non sono solo gli scienziati, iniziano ad esserci sistemi economici importanti che questo obiettivo se lo pongono e lo mettono in campo le politiche necessarie affinché lo possano perseguire sin da adesso. Sto parlando per esempio della Germania. La Lega Ambiente ha organizzato non più tardi di 10 giorni fa il suo forum Quale Energia a Roma, ha fatto venire, diciamo, il responsabile della rete elettrica tedesca, l'equivalente della nostra Terna, diciamo, che ci ha raccontato come loro non solo prevedono nel 2050 di fare tutto con le rinnovabili, ma di come stanno già aggiustando e stanno mettendo in piedi il sistema elettrico tedesco. Stiamo parlando del paese più manufatturiero d'Europa, quello più industrializzato, e quanto lega la locomotiva d'Europa, quella a cui dobbiamo sempre
in qualche maniera paragonarci, beh, loro hanno già lo schema, poi sono tedeschi, quindi sono abbastanza precisi, lo schema affinché quella 100% rinnovabili sia possibile e si possa agevolmente ormai superare anche il problema che le rinnovabili, le fonti rinnovabili hanno di essere intermittenti, come si sa, no? L'eolico, il solare, a parte l'idroelettrico, ma le altre fonti rinnovabili hanno un problema di intermittenza rispetto al termoelettrico che può funzionare ogni ora. Ebbene, i tedeschi risolvono, e ormai le tecnologie, le batterie, lo storage, le cose che leggete quotidianamente determinano la possibilità di farlo. Quindi noi abbiamo, e questo vale per l'energia ma vale per le materie plastiche. Oggi non abbiamo la bottiglia di plastica, che di solito si ha sempre in questi casi grazie all'attenzione di Giorgio e della Lega Ambiente, ma in genere il ragionamento che faccio sempre è sulla bottiglia di plastica. Anche quella bottiglia di plastica è una cosa che viene dal petrolio, quella plastica che comunemente utilizziamo è plastica che viene dal petrolio. Oggi siamo in grado, nonostante ci sia assolutamente questa possibilità di utilizzare altre materie vegetali non fossili per poter uscire da questo sistema. Allora, tutto questo lo dico per arrivare poi al punto, se Giorgia mi dà la mano perché sono scarsissimo queste cose, perché rapidamente invece faccio vedere faccio vedere quello che fa Menova. Tutto questo ovviamente si può fare se e solo se insieme al ricorso alle fonti rinnovabili noi facciamo un grande sforzo sull'efficienza energetica, cioè se ne consumiamo di meno di energia rispetto a quella che abbiamo adesso. E anche qui si può fare. E allora, lo diceva Fusco, credo, nel suo discorso iniziale, quando noi parliamo sempre di smart city, pensiamo sempre che questi smart city appartengono alla possibilità delle metropoli, a New York, ad Amsterdam. No, le smart city, non a caso, credo che sia stata giusta la scelta di intitolare Smart Lands, hanno a che fare anche moltissimo con i piccoli comuni, con le piccole comunità. Si possono fare moltissime cose sull'innovazione tecnologica. Noi siamo partiti, Menovat è un'azienda la cui composizione azionaria, come vedete, vede anche la presenza di Lega Ambiente, e da questo vi fa capire che tipo di approccio può avere. Menovat è partita da una questione dell'efficienza nella pubblica illuminazione, che era il nostro share gas, nel senso che l'Italia non c'ha lo share gas, ma i piccoli comuni e i comuni in genere possono risparmiare una quantità di energia e di emissioni di carbonica spaventosa solo intervenendo nella pubblica illuminazione. E partendo da quella, l'efficienza energetica si può fare lì. Abbiamo detto, ma se noi interveniamo sul palo della luce, che è la rete più diffusa di ogni comune, no? Perché diciamo, i pali della luce ci stanno dappertutto, siamo in grado di mettere in campo una rete, appunto, che può dare le informazioni che la cittadinanza, la comunità richiede per fare quello che vuole, per cui tu poi metterai poi su quel palo una rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, dell'inquinamento acustico, del dissesto idrogeologico, se vuoi fare delle cose ambientali, ma puoi metterci di tutto, puoi metterci la telecamera per la sicurezza, puoi metterci quello che ti pare, perché a quel punto hai una rete infrastrutturale diffusissima, e poi dare corpo finalmente a questa vicenda della smart city, che altrimenti diventa chiacchiere. Io vi dico che questa cosa che stiamo facendo non è, così come i cambiamenti climatici non sono più una minaccia ma sono una drammatica realtà esistente. Queste cose che vi proponiamo non sono un'ipotesi, diciamo un'utopia da raggiungere, è una tecnologia in campo che abbiamo già messo in campo su 400 comuni, e il Politecnico di Milano ovviamente, quando è andato a verificare che cos'è la smart city, ha chiesto agli amministratori, la prima cosa che gli dicono quello è traffico, rifiuti, risorse idriche, cambiamenti climatici, tutte cose che, come dire, la Lega Ambiente conosce bene, ma perché sono al centro della vita quotidiana dei cittadini, e sono quello che i cittadini chiedono alle proprie amministrazioni di migliorare, e quindi è del tutto evidente questo. Queste sono le cose, ma io voglio andare più avanti. Queste ovviamente sono le risposte che gli amministratori danno al Politecnico di Milano, dicendo che tutti quanti praticamente vogliono fare questa
iniziativa, ma io vi voglio fare vedere e concludere, questo è il lampione con la sua antennina che trasmette a tutti con il LED, ma quello che vi faccio vedere per concludere è quello che stiamo facendo e due numeri. Quello che stiamo facendo, qui vedete la sperimentazione, l'azienda è marchigiana con la base delle Marche, quindi le sperimentazioni che sto facendo su quel tratto di costa, ma la stiamo facendo, purtroppo non ho qui la slide com'è, la stiamo facendo anche con l'azienda di Verona, perché poi in realtà andando in giro per il territorio ha senso mettersi in contatto e relazione con quelli che sul territorio stanno, le amministrazioni comunali per capire quali sono le richieste dei cittadini che quelle amministrazioni rappresentano, le aziende del territorio per avere il rapporto del territorio, un po' come il gallo che sente quello che viene dal territorio, anche noi vogliamo avere questo. Vi faccio vedere questo approccio, vi faccio vedere questo numero, così Giorgia non mi uccide, che è il comune di Francavilla al Mare, che è uno degli ultimi comuni un po' più grossotti che abbiamo fatto, per farvi vedere di che cosa stiamo parlando. Noi siamo intervenuti sostituendo le lampade, 4.000 lampade di quel comune, di quel sistema, e prima del nostro intervento si consumavano 2.800.000 kWh l'anno. Dopo il nostro intervento se ne consuma 1.400.000, la metà, cioè non quel terzo che di solito si dice si può risparmiare, la metà dei consumi sono realizzati. Questo significa anche, ovviamente, diciamo, il risparmio di tonnellate di kilowattora, quindi di tonnellate di CO2 è una cosa che fa bene a tutti. Il risparmio delle risorse è una cosa che fa bene anche di nuovo a tutti, ma soprattutto all'amministrazione comunale, che si vede liberare nel caso di Francavilla 300.000 euro l'anno, ma poi a seconda della scala e della grandezza del comune e dell'intervento ovviamente si vede liberare ingenti risorse per fornire servizi altri ai cittadini, e magari alcuni di quei servizi stanno proprio in quella stessa rete, come vi dicevo, perché danno le informazioni necessarie a migliorare. Noi siamo tutti chi viene alle Legambiente è affezionato alla raccolta porta a porta, non delle raccolte rifiuti porta a porta, della differenziata spinta, però ci sono ancora comuni che hanno i cassonetti. Per esempio, il modo di rilevare la pienezza del cassonetto e quindi mandare in tempo il camion al raccoglio è una cosa che l'amministrazione comunale fa piacere. Nel frattempo magari si attrezza a fare davvero la raccolta differenziata, che sarebbe cosa buona e giusta col porta a porta. Queste sono le spese, questa è l'offerta, l'idea che, partendo dai cambiamenti climatici e dall'innovazione ecologica, un'azienda che è un po' particolare, perché ovviamente è un'azienda tipica azienda italiana, di queste piccole aziende italiane che nascono sul territorio e che poi trovano un legame anche con un'associazione no profit, vuole fornire ai territori in cui è in giro. Qui ci sono Carlo Desiata e Vincenzo Catellani, che sono i nostri rappresentanti sul territorio, se sono a disposizione per qualsiasi altra informazione. Grazie.